roba che sa di cipolla di brutto, eh. Sì. Amici di vadoviverinsardegna.com, non siamo impazziti, è Ferragosto E siamo a Milano, nella stazione centrale. siamo all'uomo, ce l'abbiamo fatta, c'è una bellissima giornata, non c'è caldo, C'è tanta gente. ricordo che siamo a Ferragosto, 2 sardi a Ferragosto al Duomo di Milano. Dove siamo? Nelle gallerie Vittorio Emanuele. Ok, carissimo Cracco, mi trovo proprio sotto casa tua. Ti ho suonato e non c'eri. Ed ecco un'altra cosa che mi fa ridere, la gente che si fa fare la foto di fronte a Louis Vuitton. E giustamente 2 sardi a Milano cosa mangiano? Il cannolo siciliano. Cannolo siciliano. Ebbene, Ti salutiamo perché andiamo all'aeroporto. esatto. Di nuovo. Sì, sì. Ed eccoci qua. Questa è una porta di Maramuresh, si chiama, è una porta tradizionale del distretto di Maramuresh nel nord della Romania. Forte bene. Siamo a Bursana, che è un bellissimo monastero e Che ci è stato mettono sotto, mi sa. costruito nel 1700 se non sbaglio, comunque tantissimi anni fa. È un monastero famoso per la sua pace, Perché normalmente nei monasteri ci sono le discoteche, capito? Invece in questo monastero la discoteca non c'è e quindi c'è la pace. Vabbè, C'ho un andiamo. mal di testa devastante, di nuovo. Ma adesso al monastero con la pace ti passa tutta. Siccome mia moglie non mi dà mai retta, ha dato retta ad una signora del posto e io volevo fare una scalinata, invece la signora ci ha detto di passare dall'altra parte dicendo che c'era un bellissimo panorama, sì, del parcheggio con i pullman. Invece le scale sono alle nostre spalle. Comunque, ecco a voi. Ta-dan! Questo è solo l'ingresso. Questo è un museo tradizionale di Maramuresh. Qua con questo arnese si lavoravano i tappeti. In questo qua. Effettivamente c'è una pace importante. Hanno creato veramente un piccolo angolo di paradiso. Ragazzi, è qualcosa di bellissimo. Io ci sono venuta qua tipo una ventina d'anni fa, tanto tempo fa, ero piccolina, non me lo ricordo così bello questo posto. Io voglio venire una sera di nascosto quando non c'è più nessuno e voglio Farti suora. Suora mai. Amici di vadoviverinsardegna.com, siamo ancora in Romania, stiamo andando a visitare la cittadella di Alba Iulia. Quindi descrivici questa cittadella. Da su, cioè vista dal drone, Dall'alto. ha la forma di una stella. 7 punte. Esatto.
Ecco, vorrei precisare che quando si fa lo stupido con le statue di bronzo bisogna ricordarsi che queste sono esposte al sole da un paio di ore e che prima ci siamo abbastanza ustionati. Lo vediamo, adesso non le toccheremo subito. Scottano veramente? Abbiamo appena mangiato in una locanda medievale, molto molto bella. Ho mangiato la ciorba ciorba de fasole cucciolanci ciapo, cioè è un Roba che sa di cipolla di brutto, eh. Sì. È una minestra che è messa in un pane dove è scavata la molica, no? È tolta la molica, Sì. e quindi la minestra sta dentro il pane, dentro questo vaso fatto di pane. Bene. E c'ha fagioli, poi altre verdure e con il prosciutto affumicato, e si mangia con la cipolla cruda, cipolla rossa. Riprendiamo il nostro viaggio, riprendiamo la macchina. Dove andiamo adesso? Andiamo dal castello dei Corvin, sarebbe il castello il Corvinilor, ed è in Hunedoara, quindi dobbiamo fare tipo un'oretta e un quarto di macchina, un caldo devastante, e io so di cipolla. Bene. Dopo un viaggio di circa un'ora e mezza, quello che vedete è il castello. Il castello dei Corvino. Alex va di crepe, cazzo, c'è un caldo bestiale e lei si prende la crepe. Proprio il modo più gentile per utilizzare il primo bagno del castello. È buono però. Com'è sta crepe? Dammi un pezzo, va. Scotta. No, grazie. Sì, alla fine ho ceduto alla crepe. Quindi Tutto sporco di spero che la mia tutto visita sporco di Nutella. non sia interrotta da una pausa cesso. Comunque, solo per voi. Sì. Stiamo salendo al castello. Non prendere in testa. Vabbè, ma è tutto il gusto della diretta, dai. Perdonate il buio, ma siamo nella zona più importante, diciamo, del castello. Che è sempre Sarebbe in fondo a destra. Infatti siamo in fondo a destra, troviamo il bagno del castello, la parte più importante. Andiamo ad esplorarla con voi. Ah, ma non c'è proprio un bagno. Non c'è il bagno, in realtà qua c'è la falegnameria. No, attenzione, quello era il bagno, questo praticamente è un atelier e un... Ok, ora sapete che lei è una pessima guida. Cerchiamo di capire l'alta ingegneria di questo posto. No, vuol dire che tu per entrare in falegnameria entravi nel bagno e poi vai in falegnameria, quindi passiamo di qua, no? E ci troviamo in falegnameria, non so qua cosa facesse, però vedo degli scudi, lavoravano anche il ferro. Scudi, facevano tutte le spade e basta. Sei una pessima guida, la peggiore. Così finisce il tour del castello. Adesso andiamo a visitare, se non scivoliamo in questo pavimento balordo, andiamo a visitare la stanza delle torture. Esatto. Ci troviamo nella sala delle torture e credo che la peggiore
sia proprio questa. Bene, vi salutiamo con uno sguardo. Amici, siamo al castello Bran. Abbiamo fatto una fila di 2 pazzesca, chilometri. esatto, e adesso ne facciamo un'altra. Non sappiamo quando finirà questa fila. Cosa ne pensate di questo show? In compenso c'è fresco. Ed è molto bello. Ok, è un po' un casino. Ci sono 1 milione di persone qua dentro. In ogni dove. È molto bello. Molto bello, però c'è tanta gente, ragazzi. Attenta alla testa. Oddio, attenta alla capa. Si scivolano? Bene ragazzi, è un casino, forse questo è l'unico momento dove non c'è nessuno. Il castello è strapieno di gente. No, ci saranno 5.000 Milioni di persone. persone. Scale, scale, scale. Scendiamo le scale. Attento, Scendiamo le scale, un pindacciare. Finisce qui il nostro tour al Castello Bran e ora ci aspetta una discesa di spintoni. Vi facciamo giusto vedere la fila che attende di salire al castello. Questa più quella che vi faremo vedere adesso. Adesso andiamo a vedere la cittadella di Rysnov, che si trova a mezz'ora di macchina. Sono 11 chilometri. Comunque una bellissima giornata, una bellissima avventura. Peccato per tutte le persone che... Troppo affolato, cioè bisogna venire fuori stagione altrimenti ti spari. Adesso andiamo a comprare dei souvenir. Paghi tu? Sì. Va bene, allora compriamo tanti souvenir. Come sempre. Non soddisfatti della sfacchinata appena fatta, ci stiamo dirigendo. Verso la cittadella di Rysnov. Siamo avvolti dal verde, come in tutto il nostro viaggio. Stiamo mettendo a dura prova i nostri polmoni. La salita devastante. Va bene, ci facciamo belle gambe. Sì, oggi per davvero. Un profumino di arrosto Nuovo. allieta la nostra salita. E di Kürtöskolac, Kürtöskolac. che è un tipico dolce ungherese. Che non riuscirò mai a pronunciare. Non bisogna pronunciarlo, bisogna mangiarlo. Kürtöskolac. Kürtöskolac. No, Kürtöskolac. Kürtöskolac. Siamo riusciti ad entrare, adesso si va sulla torre. Siamo arrivati in cima alla torre e Scale molto ripide. le scale sono piuttosto importanti. Mia moglie non ha più fiato e noi vi regaliamo questo passaggio. Ecco, questa è una delle cose più divertenti che si possono vedere. Non me la posso perdere. Ok, devi aspettare. Vediamo se riescono a trovare un po' antico. Si va verso la cittadella, verso la fortezza. Beh, mia moglie non vuole che prenda le scorciatoie. No, perché è troppo difficile. Prendete scorciatoie, popolo di peccatori.
Amo, se ci metti l'erba giusta. A parte tutti i cafoni che spintonano per arrivare prima. Infatti, ma alla fine arrivano sempre lì. Siamo arrivati. Ah, carino, questo è un cannone. Ma mi sa che è fatta apposta, Che fa da pattumiera. Interessante. Eccoci all'interno della fortezza. Non si può salire purtroppo. Non so dire perché è abbastanza pericoloso. Sicuramente Però non è stato messo. ti fa un po' pensare al nome della rosa. Comunque ti fa proprio pensare al Medioevo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a vedere anche la cittadella di Rezhnov. Poi ci dirigiamo verso Sinaia, dove dobbiamo dormire e basta. Perché domani ci aspetta una lunga giornata. Domani visitiamo il castello Pelesh e Sigishwara, la cittadella di Sigishwara. Ed eccolo il dolce del peccato in tutto il suo onore, il Kürteskolac. Eccolo qui. Con questo panorama vi lasciamo, andiamo a prendere la macchina. Abbiamo incontrato un signore della gendarmeria che ci ha consigliato di non fare delle passeggiate notturne sulle strade di Sinaia. Perché scende l'orso. E l'orsa è molto cattiva. Abbiamo appena visitato Il castello Pelishor. Purtroppo non potremo farvi vedere alcune immagini perché è severamente vietato pubblicare su internet fotografie o filmati dell'interno del castello. Quindi ora ci dirigiamo verso il Castello Grande, e qua Pelesh. c'erano tante camere da letto, qua passavano il tempo un po' fuori dagli occhi delle persone, diciamo, dai curiosi. Esatto. Quello che vedete alle nostre spalle è il castello piccolo, tra virgolette, il castello Pelishor che abbiamo appena lasciato. Ok, ci troviamo ai piedi del castello Pelesh e questa è la fila. È stato costruito intorno ai 1900 all'ordine di Re Carol di Hohenzollern. Vi facciamo vedere ancora la fila. Sì. Si entra a turni, si entra in gruppi da una trentina di persone. Ricordatevi che esistono due file, una fila in lingua inglese e una fila in lingua romena. Esatto. Hanno entrambe la stessa dimensione, quindi strada di ritorno verso Borșa, all'estremo nord della Romania, ma non potevamo resistere all'ennesima salita e quindi ci siamo fermati a Sighișoara. è una città medievale. Sì, ma precisiamo chi ha vissuto in questa città. In questa città ha vissuto il padre di Vlad l'Impalatore, Il noto Dracula. cosiddetto esatto, Dracula. Comunque, dopo questo giro si riparte verso Borșa. E ci aspettano ben 4 ore e mezza di macchina. Lo voglio guidare! Ora, se domani ci trovate nelle cronache è perché abbiamo rubato uno di quelli. Ora andiamo a visitare La casa del padre di Dracula. Ok, ci troviamo all'interno della casa di Vlad. Mi è sceso un ragno Cioè, in del testa. padre di Vlad. Possiamo vedere
delle iscrizioni assolutamente fasulle. No, perché allora il padre si chiama. Fotocopiate. No, il padre si chiama proprio Vlad Dracul, capito? Nuovo giro, nuova Questa corsa scala è stata costruita nel 1642. e noi la rifacciamo nel 2019. Via! Di nuovo. Oggi non siamo soddisfatti, ci piace fare scale, salite. Siamo appena a metà strada. Oddio mio. Quindi? Ok. Abbiamo Alex che è entrata nelle mura della cittadella. Adesso ci entro anch'io. Tutta la salita per vedere un liceo, una chiesa evangelica. Evangelica. Qua non vorrei dire niente, ma siamo ancora in salita. Cioè, praticamente la Romania è il paese delle salite. Cari amici, i cinghiali viaggiatori si trovano a Borșa, sospesi nel vuoto sulla seggiovia. Stiamo andando in montagna, la vista da qui è assolutamente fantastica. Miroase a vac. Miroase a vac. Miroase vac? A vac. Miroase vac? Sì, Cosa mi hai fatto dire? puzza di mucca. Però abbiamo beccato in questa nostra mini vacanza, che poi è diventata maxi vacanza. Abbiamo beccato delle giornate bellissime. Noi prima di partire dalla Sardegna eravamo un po' preoccupati. Ciao! Eravamo un po' preoccupati per il tempo, perché le previsioni non erano le migliori in assoluto. E invece il tempo proprio, qualcuno lassù ci ama e il tempo è cambiato. Sì. Abbiamo trovato il dosso. Il tempo è cambiato e quindi abbiamo queste bellissime giornate di sole. Bene, siamo arrivati a Runculstiol, giusto? Ok, sveglia. Ci sei? Sleep? C'è un po' di venticello. Siamo a 1364 metri di altitudine. L'aria è pulita. Abbiamo esattamente 10. 16 lei. Con 16 lei cosa possiamo fare? Probabilmente una ciambella costa 5 lei, mi pare. Ok. Possiamo prendere un panzerotto o una ciambella? Non lo so. Prendiamo quello. Vediamo. Andiamo a Prendiamola. vedere. Il panzerotto con la Nutella. Col panzerotto, dai. Siamo a Bergamo, stiamo andando a prendere l'aereo per il ritorno. Finalmente siamo andati a casa. E adesso un po' di rumore. Buongiorno Bergamo. E così siamo rientrati a casa a Porto Torres. La prima cosa da fare, La colazione vera. siamo al porto, siamo al bar Cristallo, il nostro preferito, ve lo consigliamo se venite a Porto Torres, fanno le paste Pasta buone ottima. e anche la spremuta è buona.